Scatman's World. Comandone veneziano, ragazzi, siamo a Roma, Giro d'Italia, Roma-Napoli, la tappa di oggi, 106 miglia, quindi ragazzi una tappa abbastanza tranquilla, anzi velocissima. Siamo con il nostro 737 griffato Ferrari, che dobbiamo portare dei pezzi a Roma per la Ferrari. Va bene, il tempo a Napoli è abbastanza una merda, ragazzi, guardate il cielo, super nuvoloso, ma non perdiamo tempo. E andiamo, vediamo se lo zoom è perfetto, penso di sì, ok, molto bene. E andiamo ragazzi, si parte. Il volante l'ho staccato, mi sembra di sì, spero di non avere problemi con la cloche. Andiamo. Ciao ciao Naples, salutiamo De Laurentiis, grande Dela. Ok, e andiamo. Sullo sfondo la meravigliosa Naples. Punto di vista dei passeggeri che è sempre figo. Adesso punto di vista cubendiano. Vediamo se ci becchiamo la pioggia, perché ragazzi il tempo sicuramente non promette cose bene. Ripeto subito, in questi video l'obiettivo non è la simulazione ma il cazzeggio totale, quindi lo dico già. Grazie. Ciao. Vola. Vola. Ok. Ciao ciao Naples. Ragazzi, inizia il viratone, ragazzi, Napoli è veramente un tempaccio scandaloso, guardate che roba, raga. Brutto tempo in quel di Napoli, veramente brutto. Velocità eccessiva, overspeed, ok, no, l'overspeed di merda. Abbassiamo un po'. Turbolenze, ragazzi, turbolenze. È ufficiale. È tutto abbastanza ufficiale. Ok. 107 miglia, 17 minuti, dai, un viaggio tranquillo. Contattare Amendola, avvicinamento. Ragazzi, siamo in salita per 11.000. Nuvole abbastanza minacciose. Eccoci qua. Non piove però, brutto tempo ma non piove. Contattare Roma Center. Mamma mia che tempaccio, fioi, che tempaccio. Però non piove ancora. Conferma passaggio. Ok. Nuvole micidiali. 9.000 per 11.000. Grazie amore. Roma bella, cuore di sta città. Guarda che roba, c'è veramente un tempaccio indegno. Oh cazzo, qua ci sono lampi secondo me. Qua ci sono lampi. Lampi in giro, temporali. Voglio vedere se li becchiamo. Forse di qua. C'è vento, ragazzi, c'è turbolenza obesa, è abbastanza obesa. Chiaramente con tutte queste nuvole è chiaro che con Fraps il frame rate è un po' più basso, ma... Oh, mi dà già l'ILS, cazzo, chiaramente. Ok. Per pura 2,75. Adesso devo prendere tutti quanti i dati. Ragazzi, ho postato l'ILS. Prua 2,49, 109,70 la frequenza, molto bene. Qua mettiamo anche l'approach, ok. E niente, dai, qua il tempo è veramente schifosamente schifoso, è una cosa devastante. Vediamo se becchiamo pioggia in quel di Roma. La dolce vita, in festa. Scusate ragazzi, momento di panico. Ragazzi, e vai di momento Quark. Come potete vedere ragazzi, il paesaggio di oggi è meraviglioso. Un paesaggio fatto di nuvole e ancora nuvole. Abbiamo lasciato Napoli, città meravigliosa, c'è anche il detto vedi Napoli e poi muori, quindi c'è poco da aggiungere. E siamo diretti a Roma, la città eterna, ragazzi.
ragazzi, la città eterna, chi non conosce l'impero romano, chi non conosce gli imperatori romani. Però io oggi voglio soffermarmi sul primo e vero e grande e solo imperatore romano, Francesco Erpupone Erpupotto Totti. È stato l'imperatore ed è ancora adesso in carica l'imperatore più incredibile della storia di Roma. Tutti i libri di storia parlano di lui, di Erpupotto, e di sua moglie Ilari. Cioè veramente quando pensi all'imperatore a Roma pensi a lui, altro che oddio, guarda che nuvole, altro che ai vari monumenti quali Colosseo e così via. Cioè le vere opere d'arte, la vera opera d'arte romana è proprio l'imperatore romano Erpupotto Pupone Francesco Totti. Ragazzi, altro momento di cultura massima su Super Quark. Un saluto da Piero e Alberto Angela. Ragazzi, ci sono perturbazioni incredibili, guardate che roba. Cioè, adesso vediamo se riusciamo a beccare l'aereo che va su e giù, ma impressionante, ragazzi, impressionante. Guarda che roba, cioè, tempo disastroso. Mi hanno beccato un tempo abbastanza. Questo è l'attore più vicino, si vede molto. Punto di vista dei passeggeri, molto bene. Una cosa indegna. Ormai quanto manca, ragazzi? Manca 50 miglia, raga. Ormai ci siamo. Col prossimo collegamento siamo pronti all'avvicinamento a Rome Fiumicino. Vale i lampi, che ci sono lampi ma non piove qua, nel senso non riusciamo a beccare pioggia, anche se è chiaro, siamo sopra le nuvole, ci sta. Però, vederla magari da lontano, però ragazzi, è veramente un tempo indegno, Ragazzi, ci siamo, con turbolenze non so neanche se è veramente venti mostruosi, ma ci siamo, ragazzi, siamo a Roma. Eccoci qua. Con temporali veramente bestiali. Oh, temporali bestiali. Vediamo se ci becchiamo la pioggia, sono proprio curioso. Qua ci possiamo vedere Roma, forse. Bene. Quanto manca? 16 miglia. Roger, qua ancora però non mi dà. Spero di aver fatto cagate. Speriamo bene. L'allineamento pista ancora non ce l'ho. È una cosa un po' mi spaventa, ma va bene. Roma, mia cuore di sta città. Perché bene, proprio il romano lo so bene. E mi arrivano messaggi d'amore. Là c'è un piccolo aeroportino, cos'è? Urbe forse? Boh. Non lo so, Beppe, non lo so. Ma... oddio, cosa ho sbagliato? Ho sbagliato qualcosa. Non ho ancora non ho ancora l'avvicinamento. Cioè non ho ancora l'allineamento, porca troia. Però quello che dovevo fare l'ho fatto, fioi, cioè... 12 miglia. Roger che è incastrato. Roger Rabbit. Ok, 12 miglia. Qua veramente ci sono dei nuvoloni minacciosi. Andare fuori anche con la visuale vuol dire praticamente avere un fps scarso con Fraps. Quindi purtroppo ci perdiamo lo spettacolo romano, che comunque non possiamo vedere causa temporali devastanti. Cos'era San Pietro? C'è San Pieros. Aspetta un attimo, vediamo. Allora, Colosseum di qua, che bello. Ecco Roma mia, Roma bella. Boh, perfetto. Qualcosa siamo riusciti a intravedere. Adesso però concentration, please. Concentration. Ok. Allineamento. Adesso vediamo. Roger, Roma Center, Fiumicino, autorizzazione all'atterraggio.
Oh, lei può atterrare, oh, vedi questo, Agumenda, Agumenda. Ecco, bene. Allora, trattiamo questi momenti di panico, andiamo. Eccoci qua, allineati ragazzi, allineati. Sai che non sono mai atterrato in questa pista di Fiumicino, la 25, ero sempre di solito di là, la 34 mi sembra. Forse ero la 34 di là. Ok, e adesso si va anche giù ragazzi, la stiamo azzeccando forse, la stiamo azzeccando anche questa volta. Però non piove ragazzi, tempaccio disastroso, è veramente un tempo indegno, però non piove ragazzi, non piove. E si va giù ragazzi, e si va giù. Stiamo a sperare veramente che i venti non spacchino i maroni, perché le probabilità sono alte. Roger, 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 tararà. Dovremmo fare anche un volo notturno, però è chiaro che ciò di notte vedi un cazzo, vedi poco dell'ambiente, ecco, anche se è chiaro che io, come ho sempre detto, non mi piace robe generate, alberi, edifici, mi fanno da cagare, vedere che si creano, proprio mi stanno sui maroni, cioè non ci posso fare niente, ragazzi. Autorizzato all'Italia, vai. Ciao stronzo. Ok, siamo a Fiumicino Center. Vai. Ok. Perfetto. Andiamo un po' da fuori. Oh, qua ci sono anche meno nuvole. Là c'è roba. E stiamo parlando di pezzi di ricambio per la Ferrari, speriamo bene. Guarda che bello, sta arrivando dalla torre, che bella. Ok. Noi vogliamo questo atterraggio. Noi vogliamo questo atterraggio. Quanto mi dispiace dover eliminare il traffico, purtroppo cioè il traffico è la cosa più pesante di Fly e proprio con i sistemi di registrazione proprio non puoi permetterti minimamente. Oddio, non è che siamo in anticipo. Speriamo di no, cazzo. Attenzione. Panic. Forse no, forse sì, forse no, forse sì, forse no, forse sì. No, dovrebbero essere giuste teoricamente. Param pam pero pom 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 pero pom 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 pero. Oh, siamo a Fiumicino Center. Ok, 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 ok. Cazzo c'è vento, cazzo c'è vento. C'è un po' di vento. Mamma mia. Arrivati siamo. Oh, siamo arrivati. Sì, non proprio drittissimo, però siamo arrivati. Buono ragazzi, prossima tappa Roma, Olbia, raga, un saluto dal comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.